Ismail Haniyeh, il leader di Hamas e il capo del bureau politico del movimento palestinese, è stato assassinato a Teheran per mano di un missile israeliano. Questa notizia, già di per sé enorme, diviene ancora più importante se teniamo conto del fatto che alcuni giorni prima era stato assassinato anche Fouad Shukr, uno degli esponenti più importanti dell'ala militare di Hezbollah. Anche Shukr ucciso dagli israeliani in un attentato a Beirut. Questi fatti così importanti conducono a degli interrogativi, inevitabilmente anche a delle riflessioni serie. Innanzitutto, chi era sul serio Ismail Haniyeh, che cosa comporta la sua uccisione, visto che lui era tra i negoziatori più importanti per il cessate il fuoco e il rilascio dei prigionieri nella striscia di Gaza. E poi queste azioni di violenza, questi attentati israeliani, a che cosa porteranno? A una vendetta da parte dell'Iran, di Hezbollah? Oppure queste promesse di vendetta sono solo dei proclami? Ed infine, che cosa è accaduto sulle alture del Golan? Allora, andiamo per ordine. Ismail Haniyeh incarna perfettamente il palestinese che ha sofferto una vita intera per colpa degli israeliani. La sua famiglia era originaria di Al-Jura, un paesino, un piccolo villaggio a sud della Palestina che nel 1948 viene occupato, l'anno della Nakba, e la famiglia di Haniyeh, così come altre migliaia di famiglie palestinesi, è costretto ad abbandonare le proprie case perché l'esercito israeliano occupa la sua città. Quindi la famiglia di Haniyeh si deve trasferire in un campo profughi nella striscia di Gaza a Shati. Haniyeh quindi nasce e cresce in un campo profughi e trascorre tutta la sua infanzia nella striscia di Gaza. Si laurea in lingua araba all'Università di Gaza City, quella di recente bombardata dall'esercito israeliano. E praticamente nel 2006 viene nominato primo ministro del governo a guida Hamas. Nel 2006 Hamas aveva stravinto le elezioni ed è importante ricordare che Haniyeh non era il primo ministro solo a Gaza, ma era il primo ministro dell'autorità nazionale palestinese, che quindi aveva potere in Cisgiordania, a Gerusalemme Est e a Gaza. Solo che Israele, con l'avallo degli Stati Uniti, aveva poi impedito di fatto di governare ad Hamas. Nel 2017 Haniyeh si trasferisce all'estero, vive a Doha in Qatar, da dove disegna le linee strategiche della politica, delle azioni politiche del movimento. Ora, l'uccisione di un uomo così da tutti riconosciuto come un moderato ci dà una chiave di lettura, cioè che Israele non abbia realmente intenzione, nonostante 40.000 morti civili nella striscia di Gaza, non abbia intenzione di finire le ostilità, non abbia intenzione di arrivare veramente a una tregua, alla pace. E è molto importante cercare di analizzare le azioni, questi attentati fatti da Israele. Innanzitutto perché questi attentati vengono commessi fuori dai propri confini nazionali, in stati sovrani, quali l'Iran e il Libano. Non si può non chiamare questi attentati con il loro nome, cioè attentati terroristici. Non solo perché vengono fatti su territori di altri stati, quindi in maniera illegittima, ma anche perché c'è un coinvolgimento enorme di tantissimi civili. Per esempio l'attentato commesso qualche giorno fa a Beirut ha causato il ferimento di circa 70 persone innocenti. E poi inoltre va aggiunto anche il fatto che Israele non abbia, quindi ancora una volta in barba al diritto umanitario internazionale, non abbia avuto intenzione di catturare Haniyeh o Shukr per interrogarli, processarli, no, ma è andata lì direttamente per ucciderli, anche se questo è costato la vita a molte altre persone. Questi sono attentati terroristici, proprio da un punto di vista rigorosamente scientifico, vanno così definiti.
E probabilmente il fatto che sia riuscito in operazioni militari così difficili e importanti ci fa pensare che le parole di Khamenei, il leader religioso dell'Iran, di vendetta sono delle parole che resteranno al vento, perché sia l'Iran, sia gli Hezbollah, sia che anche gli altri stati, la Siria, non hanno il potere organizzativo, di intelligence e soprattutto militare di Israele, che tra l'altro gode della protezione totale degli Stati Uniti. Un'ultima riflessione sul Golan. Israele ha detto che l'azione contro Shukr è stata una risposta contro l'attentato di qualche giorno fa accaduto a Majd al-Shams, sulle alture del Golan. Innanzitutto Hezbollah, che non ha mai problemi a riconoscere gli attentati che commette, che compie, si è ritenuto completamente estraneo al lancio di quel missile che ha causato la morte di 12 ragazzini drusi. Quell'attentato non avrebbe proprio senso se fatto da Hezbollah, perché quelle persone uccise sono arabi, musulmani, sciiti, drusi, e tra l'altro non hanno accettato di avere la cittadinanza israeliana. Quindi è molto probabile che Israele abbia ancora una volta utilizzato questo come pretesto. E poi un'ultima considerazione è che la stampa italiana chiama sempre l'occupazione israeliana con nomi particolari, ambigui. Per quanto riguarda le alture del Golan occupate legalmente dal 67, il Golan è un territorio siriano che sui nostri giornali leggiamo definito in vari modi territorio israeliano, territorio controllato dagli israeliani, ma le cose devono essere chiamate con il loro nome: territorio occupato illegalmente dagli israeliani, che così come fanno in Palestina occupano legalmente un territorio, in questo caso che appartiene alla Siria, e costruiscono insediamenti illegali. Gli insediamenti israeliani sulle alture del Golan sono circa 30. Questo è quello che è accaduto. Staremo a vedere che cosa accadrà nello scacchiere medio orientale, se effettivamente ci sarà una reale e veemente reazione dell'Iran e degli Hezbollah, oppure se queste sono solo parole al vento e questi paesi e queste organizzazioni non avranno realmente il potere e la forza di controattaccare Israele.